Si riapre. A poco più di 4 mesi dall'alluvione dell'11 novembre si torna a circolare sul ponte di Soverzene. Una liberazione per i cittadini del comune della Sinistra Piave che, con la chiusura del manufatto, si sono trovati costretti a deviazioni di una decina di chilometri per raggiungere i posti di lavoro, i negozi, gli ospedali. Con la riapertura al traffico del ponte Diga si mette fine a un incubo. Ci siamo ritrovati isolati, in quanto la strada di fuga, questa Provagna-Soverzene, è sempre stata una strada così non utilizzata o utilizzata parzialmente. I lavori, portati avanti da Enel, proprietario del manufatto, sono stati importanti. Messi in sicurezza i piloni, posato nuovi pali di sostegno, alzata la sede stradale che ora appoggia su una nuova più solida base. Interventi che hanno richiesto un mese di progettazione e 90 giorni di lavoro, per un totale di quasi 1 milione di euro. È sempre stata una priorità per noi assicurare nei tempi prima possibile il transito sul ponte di Soverzene. Il nostro sforzo è stato di oltre un mese di progettazione, il coinvolgimento di ben 6 imprese altamente qualificate con oltre 7.000 ore di lavoro svolte finora, con punte di oltre 30 persone presso gli impianti. Ma i lavori non finiscono qui. Si lavorerà a monte e a valle del ponte per mettere ancora più in sicurezza l'opera e garantire il ripristino di tutte le opere idrauliche, operazioni che, comunque, non interesseranno la sede stradale. Soddisfatta per il risultato ottenuto, il sindaco che però torna a spingere per un'altra necessità del suo comune, un nuovo e più moderno attraversamento sul Piave. Un ponte nuovo, a 2 corsie, cioè una viabilità che sia adeguata per il nostro comune, perché comunque abbiamo una viabilità principale, una strada provinciale 11 che passa sì su una struttura diga, però è a una corsia a senso unico alternata da semaforo. Siamo nel 2013, magari si può fare qualcosa di più.